Il dado è già stato tratto. I fondi europei del Next Generation EU per compensare i danni derivati dalla pandemia a sostegno dell'economia rappresentano una opportunità unica per l'Italia, il paese che ha maggiormente beneficiato del debito comune concordato da tutti i Paesi membri. Ora è il momento di rispettare le scadenze dei progetti e le riforme non ancora attuate, come quella fiscale e quella della giustizia, pena la restituzione dei fondi fin qui beneficiati. Così il sottosegretario di Stato Bruno Tabacci, che con il ministro Erika Stefani si è rivolto alla platea dei sindaci veneti, distinguendo le riforme su energia e difesa, che la guerra in Ucraina ha drammaticamente posto sul tappeto, auspicando un secondo trattato europeo che sottoscriva un nuovo fondo apposito dedicato a una politica energetica e militare comune. Abbiamo capito una cosa certa, che le tempistiche sono tassative e vanno rispettate. E quindi credo che questa sia la prima sfida che dovremo affrontare come amministratori. Ci sono grandi sfide che abbiamo davanti. I sindaci lamentano ovviamente che si trovano con tempistiche anche ristrette, con risorse anche umane ridotte per poter proprio mettere a terra le stesse progettualità. Ma le risorse che sono state messe in campo sono importanti, potranno dare veramente una svolta a questo Paese. Approfittiamo di questo PNRR e cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Il Veneto ha da sempre dimostrato di essere una regione con la maggiore capacità di investimento, cioè qui i soldi che ci vengono dati dallo Stato vengono sempre investiti e nel migliore dei modi, e credo che questo non è che ce lo diciamo tra di noi, ci viene riconosciuto e certificato a livello nazionale. L'altra cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi è che tutti i sindaci del Veneto hanno dei progetti di qualità pronti ad essere realizzati. La chiave di sistema va messa a punto è la collaborazione tra amministrazioni locali e associazioni di categoria, che a Vicenza ha funzionato bene, secondo il sindaco Rucco. Vicenza, non nascondo le difficoltà legate alla mancanza di personale, stiamo facendo i salti mortali perché poi c'è tutta la gestione dell'ordinario, del quotidiano, quindi un comune ha tante difficoltà. Abbiamo la gestione dei profughi in arrivo e sarà un tema molto delicato per i prossimi mesi, stiamo lavorando tutti insieme. Il comune, ma soprattutto la provincia, a casa dei comuni, deve dare sostegno ai comuni più piccoli, che sono quelli meno strutturati, quindi cercheremo di far squadra anche in questa direzione.